Un'attenzione costante è quella della Regione Veneto per le persone con fragilità, messe a terra in questi anni infatti politiche programmatorie regionali per rispondere ai bisogni di natura sociosanitaria. La Regione Veneto è sempre stata una regione che ha creduto molto in un approccio inclusivo, di integrazione, in un approccio molto disciplinare. È chiaro che oggi un approccio sempre più light, un approccio insomma che metta nelle condizioni la persona con disabilità di vivere appieno la vita e di includere nella propria vita sia concetti legati al tempo libero, al lavoro, alla cultura, ma anche a quelli che sono insomma la quotidianità e la normalità. Un'operazione quella rivolta alle persone con disabilità che nel territorio regionale ha creato servizi sperimentali innovativi, dando ospitalità a quasi 2.500 persone e supportando una rete di fattorie sociali che accolgono 5.068 persone con disabilità, oltre agli inserimenti lavorativi specifici per oltre 4.800 persone. E proprio sulle fattorie sociali è stata presentata una nuova legge regionale. La nuova legge sulle fattorie sociali che ho presentato e che è stata approvata all'unanimità in Consiglio regionale vuole proprio favorire un nuovo welfare territoriale, integrare le pratiche dell'agricoltura con i servizi sociali e sociosanitari, in funzione educativa con gli agriasili, in funzione riabilitativa per le persone fragili e vulnerabili e creando nuove occasioni di occupazione per le persone con disabilità. Un territorio vivace che risponde anche in ambito sportivo. È molto bello l'esempio che società sportive, i dirigenti di società sportive stanno dando ai giovani. Penso ad esempio ai Lupi del Cansiglio con il rugby inclusivo, la pallavolo inclusiva a Susegana, il basket inclusivo a Vittorio Veneto, il baschin a Motta di Livenza, ma anche la pallavolo di San Vendemiano che si sta attivando. La Regione crede che sia importante mettere sempre più le persone con disabilità nella condizione di praticare sport, perché oltre a dare benefici sia fisici che psicologici, lo sport diventa un vero momento di inclusione, permettere di abbattere quei muri che tante volte involontariamente vengono creati da falsi pregiudizi o dallo stigma sociale.